Eccolo. Pronto? Pronto? Pronto, signora? Sì. Buongiorno, mi dica. Buongiorno. Io sono il mago Iago. Lei forse non ci crederà, No. ma mi faccia dire. Io mi sono concentrato sul telefono, Sì. senza formare alcun numero, Sì. e da qualche parte ha squillato in casa sua perché probabilmente lei ha delle facoltà extrasensoriali. Le risulta? No. Io qui sto facendo un esperimento controllato, ci sono anche altre persone, mi concentro sul telefono e questo telefono squilla. Io non so nemmeno chi sia lei, non so che numero è stato formato, ma sicuramente lì c'è un'identità di intenti fra me e lei. Lei è una persona sensitiva, sicuramente. Poi tutto questo a che cosa serve? È un esperimento molto importante, signora. Lei, per esempio, ha mai avuto dei sogni premonitori? Ma lei da dove chiama? Io chiamo da Firenze. Il mio studio è a Firenze. Questo esperimento non ha fini di lucro, niente, è solamente un puro esperimento. Io non voglio sapere chi è lei. Capito, va bene, comunque è vero. È vero? Sì. Vede? Lei ha avuto dei sogni o delle... Sì. Può raccontarmene uno? No, no. Perché? Perché, scusi, poi questo poi basta, non è che ci credo e non ci credo su queste cose. Quindi lei mi conferma quello che le dicevo io, e lei e cioè... forse riceveva una risposta, io gliel'ho data. Sì, certamente, lei non deve dire quello che non vuol dire, Esatto. certamente, per carità. Però vede che è vero tutto questo. Il mio esperimento è importante perché le assicuro che il telefono io non l'ho toccato. E ha squillato da lei, perché lì c'era qualcuno che ha una sensitività diversa dagli altri. E lei si sente così. Sì, è vero. È vero. Io lo so perché non può essere diversamente. Anch'io mi sono messo sulla sua sintonia. E lei a cosa pensava un attimo prima che squillasse il telefono? No, io stavo preparando da mangiare. Quindi aveva la mente sgombra abbastanza? No, io non ce l'ho mai sgombra. Per questo non ce l'ho mai sgombra, però ero tranquilla, insomma. Era tranquilla? Sì. Rilassata, tranquilla? No, tranquilla e rilassata non lo sono mai. Ma insomma, lei mi dice una cosa e subito dopo mi dice il contrario. Sì, cioè io la mente mia è fatta così, cioè non riesco, diciamo così, a essere, perché non mi posso fermare un attimo, che se leggo va bene, se faccio una cosa mi concentro su quella, se no, se non faccio niente... Lei è una persona molto attiva? Sì, moltissimo. Molto attiva. Senta una cosa, lei ha mai avuto dei fenomeni anche di oggetti, fenomeni fisici, diciamo, no. spostamenti di oggetti, no. qualcosa del genere? No. È sicura? Sì, no, anche se forse non ci vado, insomma. Non ci vada? Vede, lei non lo esclude del tutto? Io credo ciecamente in Dio e tutto quello che mi può accadere non ritengo che siano cose anormali, insomma. Vuol dire che qualcosa le è accaduto, signora? Può darsi, se no ecco, non vede, mi voglio trattenere più perché ce la fa da mangiare. Signora, io volevo fare un esperimento con lei, solo un piccolo esperimento, se lei mi permette. Ma io non ho tanta voglia. No, io solo se ha voglia, signora, non voglio forzarla e io non voglio nemmeno sapere chi è lei. No. È meglio di no? No, sì. Lei ne ha paura, signora? Sì. Ha paura di queste cose? Sì. Guardi, noi potremmo fare un esperimento di levitazione. Io le assicuro che qualcosa potrebbe succedere di meraviglioso. Se interrompiamo questo filo, questa comunicazione, non la riprenderemo mai più. Esatto, ma è meglio. Meglio così, signora? Sì. Lei ha un uovo in casa, signora? Sì. Può prenderlo, signora? Sì. Grazie. L'ho preso. Aveva l'uovo proprio a portata di mano? Sì, ho qui vicino al frigorifero, sto qui a Dupazzi. Ecco, benissimo. C'è un signore lì che parla. Sì, mio marito. Ma forse non è tanto contento di questa cosa? Bene, signora, allora faccia una cosa. Facciamo questo esperimento, però concentriamoci. Sì. Dunque, allora, questo uovo, lei deve tenerlo sospeso con la mano in aria. Cioè in aria, distante da sé, col braccio teso. Sì. Ecco, al mio via noi ci concentriamo un attimo. 1, 2, 3, via. Sì. Lei lo deve lasciare andare. Quest'uovo vedrà che non cadrà in terra. Se lei ci crede e io ci credo e ci mettiamo d'impegno, quest'uovo resterà fluttuante nell'aria. Per qualche secondo lei potrà poi riprenderselo. D'accordo? Sì. Ora, sente questa musica in sottofondo? Sì. Ecco, si concentri bene. Ha l'uovo
In mano? Sì. Ha il braccio disteso? Sì, sì. Perfetto. Allora io dirò 1, 2, 3, via. Al mio via lei lascerà andare l'uovo. Attenzione. 1, 2, 3, via. È caduto per terra. Si è rotto? Sì. Suo marito ha detto che cazzo fai? Signora, mi scusi, quanti anni ha lei? Buongiorno, arrivederci. Ma che cazzo fa? Signora, ma abbia pazienza, ma alla sua età lei lascia cadere l'uova così? Ah, ecco, va bene. Ma come si permette di farlo? Ma suo marito ha detto che cazzo fai, ma aveva ragione quell'uomo. Ragione, aveva sì. ragione, signora, ma come una madre di famiglia, una moglie, così prende l'uovo e lo lascia cadere. Stavo pensando, infatti. Ma insomma, ma stia attenta a queste cose, non si faccia più abbindolare, va bene? Va benissimo. Arrivederla dal mago Iago, arrivederla, ripulisca in terra, signora. Sì, con la lingua, arrivederla. Non voglio fare questo, voglio fare che poi ha fatto cadere l'uovo, che era l'uovo di Colombo, no? È stato carino, dice, poi è caduto, e il marito, ma che cazzo fai? È squillato a casa sua perché evidentemente lei ha delle facoltà extrasensoriali, è così? Ma, insomma, in certo senso sì. Ecco, lo vede, non faccia il modesto, è così. Sicuramente perché là dove squilla il telefono quando io mi concentro c'è qualcuno che è in sintonia con me. Lei ha avuto mai degli episodi così di premonizioni? Lei ha pensato una cosa e poi è successa, oppure l'ha sognata ed è successa? No, questo non mi è successo. Che cosa le è successo in particolare? Perché lei dice, insomma, io qualcosa, Ma mi è successo, no? A volte uno si sogna una cosa, però non si avvera. Però non si avvera? Ho pensato avere qualche cosa, però non l'ho avuta. Lei ha sognato qualcosa che non si è avverata? No. È un caso di sensitività al contrario, se lei mi permette, proprio, cioè, in pratica, lei tutto quello che pensa o che desidera non si avvera? Purtroppo no. Lo vede? E allora lei è un sensitivo, al contrario, famosissimi, rarissimi però questi casi nel nostro ambito, sì, perché lei basta che pensi il contrario di quello che vuole pensare e si avvera, capisce? D'accordo. Comunque, ascolti, facciamo una piccola prova, se mi permette. Ma io devo andare al lavoro ora, Sì, capisco, lei dove lavora? A Rotale R? Sì. Sì, ecco, senta, io penso il nome di una città, di 4 lettere. Anzi, lo scrivo qui ho dei testimoni. Ho scritto il nome di una città di 4 lettere. Bari. Bravissimo, bravissimo. Perché, guardi, c'era anche Roma, era molto difficile pensare Bari invece che Roma, E infatti io ho scritto Bari, 4 lettere. Facciamo un altro esperimento. Io metto le mani su un drappo di un certo colore, un colore netto, preciso. Lei si concentri un attimo. Che colore è? Ci pensi. Rosso? È rosso? Ci pensi bene? È molto vicino. Viola? Bravo, bravissimo. Vede, lei ha visto rosso perché è un rosso scuro. È un rosso scuro, cioè, lei ha visto rosso scuro? Sì. Ecco, invece era viola, ma un viola che dà sul rosso, un po' sul granata. Sì. Bravo, complimenti. Guardi, lei è molto difficile questo. Senta, io vorrei fare l'ultima perché io faccio esperimenti. Ma aspettano, devo andare via. Io la capisco, senta, ma una cosa rapidissima. Sì. Ha mai avuto dei fenomeni fisici, cioè qualche oggetto che si muoveva, qualcosa che... Sì, è un momento. Ha detto ora si parte, aspetti, una cosa sola, se si rompe questo filo poi non lo potremo più riallacciare. Senta, sì, un attimo solo, lei ha un uovo in casa? Sì, lei ha un uovo? Può prendere un uovo e tornare al telefono? Le dico subito quello che può fare. Eccolo. Ha un uovo? Sì. Ah, è stato rapidissimo. Ce l'ho qui vicino nel freezer. Anche lei. Benissimo, benissimo. Guarda. Allora, attenzione, quest'uovo può rimanere sospeso in aria se io e lei lo vogliamo. Va bene? Sì. Allora, lei può fare così. Se lo appoggi sulla testa, sempre tenendolo con la mano, e al mio via lasci, però si concentri qualche secondo ascoltando la musica che lei sente in sottofondo. E allora quando lei lascia, vedrà che lei lascia e la testa la porta rapidamente in avanti, quest'uovo non cadrà a terra, ma resterà sospeso in aria per qualche secondo. Lei potrà riprenderlo e rimetterlo in frigo. Va bene? Sì. Attenzione, allora, ha messo l'uovo sulla testa? Sì. Attenzione, al mio via, lo lasci e butti la testa in avanti. 1, 2, 3, via!
Lasci l'uovo! L'ho lasciato, ma mi cade. Lo lasci! L'ho lasciato. Non cade, lo lasci! No. Lo lasci! L'ho lasciato. E dov'è? È rimasto per un secondo, due, però dopo mi è cascato. Dov'è rimasto per un secondo o due? Vicino alla testa. È sospeso? Sì. E poi è cascato in terra? Sì. Si è rotto? No, l'ho tenuto con le mani. Allora non è cascato in terra. No, non va bene, lei lo deve lasciare perché lei quando butta giù la testa, questo rimane sospeso, capisce? Riproviamo. Ce ne vuole un altro. Perché? Perché questo è rotto. Si è rotto in mano? Sì. Ne prendo un altro allora, sì. Ne prendo un altro. L'ha preso con le mani, vedi, era meglio se lo lasciava andare. Si è rotto in mano. Pronto? È andato a prendere un altro uovo? Eccolo un altro, me l'hanno portato. Ecco, lei ha la mano, se l'è pulita la mano? Sì. Ah, meno male. Allora facciamo, ecco, perfetto. Allora facciamo subito questo esperimento. Sulla testa come prima, però questa volta lo lasci del tutto e butti in avanti la testa, va bene? Attenzione, l'ha messo sulla testa? Sì. Perfetto. 1, 2, 3, via, lasci! Cade. No, lasci! Io lo lascio. Lo lasci! Lo lascio. Lo lasci! Ma cade. Lo lasci, non cade! Ma come no? Lo tengo su io con la forza della mente, lo lasci! Che è successo? C'è niente da fare, via. Dov'è? Dov'è quest'uovo? Dove è andato l'uovo? È in terra anche quello. Si è rotto? Basta, perché non ce l'ho più. Non ce l'ha più? No. Si è rotto 2 uova? Sì. Quanti anni ha lei? Lo santi, 55. 55 anni fa questi giochini, non si vergogna. Ha ragione. Ma vada a rotare le R. Buongiorno. Senta. Mi dica. Però, e lei con i suoi discorsi non si vergogna? No, io non mi vergogno. No, Si vergogni allora lei siamo in piuttosto. due. Siamo in due, non ci si vergogna. Buon lavoro. Mi stia bene. Ciao. Ciao. Devo dire una cosa, 2 episodi, questo doppio addirittura, con l'uovo spiacciato con la mano e in più l'uovo in terra. Vabbè, 2 episodi interessanti. Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Buongiorno. Buongiorno. Io sono il mago Iago, la chiamo da Firenze e sto conducendo un esperimento molto interessante. No, a me non mi interessa niente. Lei ha paura? Ha paura? Lei ha paura? Lui ha paura. Lo devo richiamare questo. Hai visto come è scappato subito? Mi interessa niente, come ti interessa? E te deve interessare. Ho rifatto il numero di questo signore. Certamente non succederà niente con lui perché è assolutamente spaventato da queste cose. Però ci sa mai. Pronto? Pronto? Chi parla? Buongiorno, senta, io sono il maresciallo Pammurio della squadra immobile. Lei ha ricevuto una strana telefonata poco fa? Sì. Ah, ecco, infatti noi siamo sulle tracce di un signore che si spaccia per un mago. Sì, infatti ha risposto mio marito e ha detto che è un mago. Ah, ecco, come si chiamava? Come ha detto che si come chiamava? si chiamava, infatti? Ecco qua, se il maresciallo vuole sapere ora gli passo mio marito. Grazie, molto gentile, È il signore. maresciallo dei carabinieri, vuole sapere come gli ha detto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono il maresciallo Pammurio della squadra immobile. Ora, noi siamo sulle tracce di un signore che fa delle strane telefonate e siccome noi abbiamo fatto delle intercettazioni, ma è stata troppo breve questa intercettazione, siamo risaliti solamente al suo numero. Che cosa le ha detto questo signore? Senta, mi ha detto io sono il mago Iago di Firenze. Ah, beh, Sì, mago sì, Iago, Iago sì. di Firenze. Siamo, dici, per fare delle cose. Dico no, grazie, non mi interessa niente, ho riposato il coso. E il telefono. Quindi è stata una telefonata molto breve. Sì, e io gli ho detto non mi interessa niente. Ho capito, no, ora le spiego perché le telefono, perché qui noi siamo sulle tracce di questo signore che è un pazzo scatenato, cioè diciamo che è pazzo e fa delle telefonate alle persone dicendo di essere un mago e dicendo di fare degli esperimenti.
Infatti proprio così dice, siamo per fare dei esperimenti che dico grazie, a me non mi interessa. Appunto, no, siccome abbiamo avuto diverse segnalazioni ci siamo messi all'ascolto delle varie telefonate, però è stata troppo breve la sua. Io le volevo dire solamente una cosa, siccome io vorrei che lei potesse collaborare con noi, se per caso questo signore dovesse richiamare, lei mi dovrebbe fare il piacere di tenerlo in linea il più possibile, cioè a secondarlo in quello che dice. Tanto noi sappiamo che lui fa dei numeri a caso, così. Allora, se io posso intervenire in tempo mentre lui è ancora al telefono, lo becco sul fatto e lo arrestiamo. Questo, Benissimo, maresciallo. Allora, la ringrazio della sua collaborazione. Se dovessi ritelefonare, senz'altro lo tenga lì. Tenerlo più a lungo. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Buongiorno. Prego, mandare. Ecco, se dovesse ritelefonare, ecco che questo è il sistema classico da me studiato per recuperare, diciamo, un interlocutore che sembrava assolutamente perduto. Invece il maresciallo, con la sua credibilità, la sua voce, tra l'altro con questa poca voce che oggi mi fa pure male fare il maresciallo, ma per voi lo faccio, e quindi che cosa succede? Succede semplicemente che il mago Iago richiama questo signore perché vediamo se questo signore effettivamente lo tiene maggiormente in linea e lo asseconda. Vai che la musica, va. E vai che la musica. Abbracà, vai. Pronto? Pronto? Io sono il mago Iago, forse prima è caduta la linea? Poi io ho richiamato ma lei era occupato, stava... Va bene. Senta, io sa che sto facendo una serie di esperimenti. Lei sente questa musica in sottofondo? Va bene. Lei forse non ci crederà, ma io ho fatto questo numero suo senza toccare il telefono. Cioè il telefono ha squillato da sé, perché lì da lei c'è una persona molto sensitiva. È lei forse un sensitivo? Ma non lo so. Lei ha avuto mai dei sogni premonitori? No. O forse, che so, sua moglie? Ma non lo so. Lei non lo sa. Ebbene, senta, vorrei fare un piccolo esperimento. Io non so nemmeno chi sia lei. Facciamo un piccolo esperimento per vedere se lei è veramente un sensitivo. Ma è convinto? È convinto di quello che fa, di quello che dice? Ma io non ho avuto mai cosi. Non ho avuto mai cosi. Nessuno, ecco. Ma non si spaventi, È spaventato per caso, no? Io sono un mago buono, Telefono da Firenze, Allora, senta, io a questo punto ho un colore, uno straccio di un colore davanti a me. Io lo sto guardando fissamente. Lei sa dirmi di che colore si tratta? Ci pensi bene. Io no. Non le viene nessun colore in mente? No. Provi. Pensi alla bandiera italiana. La verde. Come ha detto? Verde. Bravissimo, era il colore verde, bravissimo. Lei ha indovinato questo colore, erano 3 colori, quindi poteva dire anche bianco o rosso, ma lei ha detto verde. Bravo signore. Dunque, facciamo l'esperimento più bello, quello di levitazione. Pronto? Pronto. Ecco, allora facciamo questo esperimento di levitazione. Lei, le chiedo, con sua moglie si trova molto bene, va d'accordo con sua moglie? Sì. Ah, perfetto. Per cui io non so che età abbia lei, non è più certo giovanissimo, ma deve essere sposato da diversi anni, vero? Un po'. Un po', sì. Allora, io le chiedo questo. Lei ha delle sollevazioni spontanee? No, non le si solleva più? No. Facciamo un esperimento di levitazione. Allora, attenzione, io penserò intensamente al suo pupparuolo, ci pensi anche lei, e quando dirò 1, 2, 3, via, lei sentirà che il suo pupparuolo tenderà decisamente verso l'alto, e cioè avrà una levitazione, va bene? Lei ha capito a cosa alludo? No. Non ha capito a cosa alludo? Cioè, praticamente io parlo del suo organo sessuale, che forse da tempo è un po' sopito. È sopito?
Ma un po'. Un po' sopito. Bene, con questo esperimento io glielo farò diventare, come dire, duro, ma duro che più duro non si può. Allora, signore, io non so nemmeno chi sia lei, ho solamente fatto il suo numero mentalmente. Si concentri bene, eh? Si sta concentrando? Sì. Sente questa musica? Sì, Ecco, sì. con una mano lei tiene la cornetta, l'altra mano la metta sul puparuolo. Ecco, sa cosa intendo per puparuolo? Ah, sì. Ecco, ha capito. Se la metta lì, ecco, e se lo sfiori, ecco, tenga la mano come fosse una classica foglia di fico, e pensi intensamente alla fica. Attenzione, 1, 2, 3, via! Com'è il suo pupparuolo? Com'è il suo pupparuolo? Sempre uguale. È sempre moscio? È sempre moscio? Va bene. Aspetti che mi bussano alla porta. Un attimo. Chi è? No, l'abbiamo preso, venga qui, il mago Iago, tu sei tu, sì. No, non potete, mi faccio una magia, mi mando là dietro, no, ti prendo. Vai, subito, in galera, dai, in galera. Caputo, mettegli le manette, Pronto? Pronto? Ah, buongiorno. Buongiorno. Sono sempre il maresciallo Pamburio della squadra immobile, abbiamo preso. Va bene. Ha sentito? Ha Grazie. seguito tutto? Va bene, sì. Ha visto? Io la devo ringraziare moltissimo perché lei me l'ha tenuto in linea il tempo sufficiente. Noi abbiamo rintracciato l'abitazione di questo signore che in effetti non sta a Firenze ma sta dalle sue parti. Allora noi l'abbiamo beccato e a questo punto non darà più noi a nessuno. Va bene. Cosa le ha detto ultimamente? Che l'ultima parte me la sono persa. Di che cosa ha parlava? detto una massa di cose. Ma di che cosa parlava? Parlava del sesso, Del sesso? Io ho sentito la parola pupparuolo. ma si rivolgeva a quello. A quello. Allora lei ha avuto questa erezione o no? L'ha avuta l'erezione? Sì o no? No, niente. Lo vede che non è un vero mago, Io la ringrazio, sia tranquillo, non le darà più fastidio. Arrivederla. Buongiorno e vada da sua moglie, ci provi. Buongiorno. Eccoli, il mago Iago non è riuscito a far avere un'erezione a questo signore, cosa peraltro a cui non riesce nemmeno la moglie. Eccomi, ce l'ho. Ecco, benissimo. Allora, lei ha messo il bicchiere con l'acqua sopra il piatto? Sì. Perfetto. Dunque, lei deve sapere che la parte del corpo che ci tiene in sintonia è la testa, Sì. perché di qui partono le nostre onde, i nostri pensieri. Allora, io e lei adesso ci concentriamo benissimo, proprio al massimo. Lei deve posare, tenendolo con la mano, il piatto col bicchiere sopra la sua testa, va bene? E al momento in cui ci saremo concentrati abbastanza, lei sente anche una musica in sottofondo, serve. Io dico 1, 2, 3, via. Al mio via lei lascia il piatto e il bicchiere e porta la testa in avanti. Lei vedrà che il piatto e il bicchiere fluttueranno nell'aria per alcuni secondi e non cadranno in terra. Allora, attenzione, ha messo il piatto col bicchiere sulla testa? Sì. Perfetto. Allora, qualche secondo di musica per concentrarci. Al mio via lei lasci tutto con la mano e porti la testa in avanti. Ok. 1, 2, 3, via! È caduto. È caduto? Sì, si è spostato. E l'acqua? No, l'acqua è rimasta dentro il bicchiere. Ah, e dove è caduto? Cioè, è rimasto il piatto... Dove è piatto rimasto si è il piatto? mosso, ma è rimasto il bicchiere fermo. Il piatto dov'è? Fermo dove? In aria? Il bicchiere, sì, non si è rovesciato, è rimasto fermo. Benissimo, perfetto, guardi, è già un buonissimo segno. Ripetiamo l'esperimento per vedere se effettivamente anche il piatto fa la stessa cosa, Allora, l'acqua è sempre nel bicchiere? Sì, sì. Ecco, questa volta proprio lasci andare completamente tutto e porti la sua testa proprio in avanti, come se dovesse buttare in terra tutto. L'importante è che questo poi resterà sospeso, va bene? Ok. Attenzione. Ce l'hai in testa? Sì. Al mio via lasci e poi la testa in avanti, attenzione. 1, 2, 3, via! Si è frantumato il bicchiere. L'acqua si è
Cioè, è caduto tutto? Sì, Si è rotto tutto in terra? sì. Io capisco che tu a 16 anni Mhm. possa anche abboccare a queste cose, ma sapessi quante persone di 50, 40, 60 abboccano? È uno scherzo? No, è un sondazzo. Ah, Ciao cara. ciao. Ciao. Ecco, che sta squillando. Pronto? Pronto? Chi è che parla? Buongiorno signora. Sì, mi dica chi è che parla? Io sono il mago Iago. Sì, e io sono la maga Circe. Pronto? Maga Circe? Vada a fanculo. Sì. No. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Sì? Io sono il mago Iago. Pronto? E a me che me ne frega? Aspetta, anche questa va richiamata perché anche questa mi dovrà mandare a fanculo, immagino, no? È il minimo. Pronto? Sì? A me che me ne frega chi è lei, mi scusi. E a me che me ne frega siete imbecille? scemo? Ma come ti permetti che c'ho... Non posso mi alzare la voce qui. Scusa, ma abbi pazienza, me ne frega a me. Ora...